È stata un'attività della squadra mobile della Questura di Ancona che è partita già dalle prime ore della mattina dell'incendio, in cui sono stati coinvolti, oltre ai mezzi di soccorso, anche polizia che è intervenuta immediatamente. Quindi l'attività della squadra mobile è stata sia di iniziativa, con attività tipiche della polizia giudiziaria di iniziativa, quindi parliamo di sopralluoghi, sequestri, raccolta di informazioni e quant'altro poteva servire per addivenire già a un quadro di quello e di chi potessero essere gli autori del reato. Successivamente, già dalle prime ore della mattina, sono intervenute le prime deleghe della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori delle Marche, nella persona del procuratore in persona, che ci ha cominciato a delegare delle attività tipiche del procedimento e che hanno poi permesso agli investigatori di addivenire al primo quadro, diciamo, di responsabilità dei soggetti. Il quadro, diciamo, si è completato nel corso delle ore, anche sulla base del fatto che gli investigatori hanno messo insieme altri episodi delittuosi che hanno completato, diciamo, l'intuizione che il fatto non era isolato e non era casuale. Quello di Posatora non era l'unico, era soltanto il più grave, è quello che ha, diciamo, fatto scaturire tutto questo impianto investigativo, perché gli altri in qualche modo erano stati sottovalutati, ancora non erano nemmeno pervenute le segnalazioni, qualcuno, i cittadini l'avevano tralasciati, poi dopo invece con l'incendio grande tutti i vari fatti delittuosi sono pervenuti alla nostra attenzione e abbiamo messo il punto su ogni episodio, dando poi successivamente un nome e cognome ai responsabili, che per il momento sono stati inquadrati tutti. Adesso ovviamente per ogni fatto delittuoso che dovesse nel frattempo pervenire alla nostra attenzione allargheremo la ricerca e l'attribuzione delle responsabilità di ciascun minore. Ci sono state confessioni, sì, già dalla mattina successiva un ragazzo si è presentato da noi, ha collaborato insieme alla famiglia e al legale di fiducia.